Sono tasselli di un mosaico di follia quelli che i carabinieri accanto alla Polfer stanno tentando di mettere al loro posto, una scia di furti terminata con un furgone rubato travolto da un treno passeggeri, fortunatamente non carico, alle 5:30 circa del mattino sullo sfondo l'area di Castagnole a Paese lungo la strada regionale Feltrina. Una notte lunga, lunghissima, iniziata ufficialmente con l'allarme partito dal centro all'Iper per una spaccata al Beauty Star che si trova all'interno. È l'1:45 quando un fiorino usato come ariete sfonda le vetrate della galleria commerciale. L'azione è fulminea, i malviventi arraffano buona parte dei profumi di alta gamma, viene allertato anche il vice direttore del centro. Appena mi hanno chiamato mi sono messo in moto e sono arrivato qua. Ho dovuto farmi la strada a piedi da Oro fino a qua perché la strada era chiusa. Proprio così, perché chi arriva sul posto capisce che i ladri prima del colpo hanno bloccato la Feltrina. Un camion viene trovato in direzione nord, l'altro a sud. Di fatto la regionale risulta come sigillata. La videosorveglianza interna riprende la scena, le immagini vengono poi acquisite dagli inquirenti. All'incirca 6-7 persone saranno state. Erano travisate. Sì. I carabinieri scoprono praticamente nell'immediato che i mezzi risultano essere stati rubati circa un'ora prima da un'azienda di Castagnole, la ditta edile Martini. I due camion, uno a 3 assi, l'altro a 4, sono stati usati per bloccare la strada, il fiorino appunto come ariete e un daily per caricare la refurtiva, furgoncino che viene poi abbandonato sui binari della ferrovia in mezzo ai campi dopo un percorso su strada sterrata. Qui sarebbe anche avvenuto il travaso dei profumi rubati, alcuni sono rimasti anche a terra. Alle 5:30 lo scontro con il primo treno regionale di giornata diretto a Montebelluna per entrare in servizio. L'impatto inevitabile, fortunatamente non ci sono feriti, resta la conta dei danni e la caccia aperta alla banda. Certo che arrivare qua alle 2 di notte un po' frastornati e trovarsi il disastro che c'era non è certo piacevole.